Non ho neanche filmato, sono troppo rincoglionito. Sono andato a fare colazione in riva al mare, bellissimo. Con l'alba che si specchiava sul mare. Io il cane pericoloso, col caffè e i biscotti, bello. Occhio che ho visto un cane pericoloso proprio qui. Un cane pericoloso nel mio posto guida. Ma il tuo non è questo. E tu ti metti lì. Sempre nel mio posto. Che stiracchiamento. Perché vuoi far vedere che guidi? Vuoi far la figura? Devi dirgli guardate io guido? Invece di stare nel tuo posto. Va bene, dai. Ti sei svegliata, Gioia? Hai fatto il brutto sogno? Il brutto sogno. Hai fatto un brutto sogno, poverino il mio cane. Chi stavi uccidendo nel sogno? Non ho fatto a tempo a accendere la GoPro. Ti sentivo fare come faceva l'Amy. Bene, io vado un attimo in bici a vedere se c'è la prima pizzeria vicina. Mi prendo una pizza a portare via e me la mangio qua, in riva al mare. Forse ci metto meno tempo a tirar giù qua che nella Smart. Allora, qua no, non c'era un ragazzo, mi sa che è di là. Facciamoci sta scarpinata. Specialità pesce. Che pizzeria? Oh, aspetta. Ristorante e pizzeria, sì. Pizza Express. Porca troia. Dai che fa. Via. Aia. Sterilizzato. Mannaggia. Eccola là la mia abitazione. La mia abitazione. Paparapau. Fame. Cazzo. Cane, sei sempre nel posto sbagliato, porca troia. Vabbè, almeno questa era la tua cuccia. Ferma lì, via dentro. Permesso. Via. Hop. Grazie. Signor cane! Vai che c'ho la mia paisa! E via, buon appetito, ciao! Bene, dove vado a dormire stanotte? Dove abito? Cane, dove abitiamo? Dove abitiamo? Dimmi, dove abitiamo? Lì? Sì, brava, proprio lì. Vedi che il cane sa. Ascolta, andiamo a fare una pisciatina, dai, vieni. Andiamo a fare una pisciatina. Che bello, in riva al mare. Vieni bionda, dai, hop. Si vede un cazzo, si vede. Vieni, dai. Porta pazienza. Non c'era il faro una volta qua. Ero convinto di essere il faro di Caorle. Dai, non andarmi in acqua a te. Adesso mangiamo le pappe di Amy. Perché c'è il cigno, Amy? Perché non si vede neanche, perché la GoPro di notte è così. Qua che c'è la guardia costiera, giustamente, qua c'è la costa, loro sono là, la guardano. Anche la Amy la guarda. Quindi è un cane costiero. Sì, guarda come la guarda. Guarda che roba, mi hai visto un cane che guarda la costa così? Guarda, Amy, sei un cane costiero. Porca troia, guarda che roba. Io qui avevo anche la morosetta a Caorle. Guarda il cigno, lo vedi? Il cigno. Amy, guarda il cigno. Guarda che va sott'acqua e fa le cose da cigno, hai visto? Zampetta alta, il terrier che è in Amy è partito e il cigno dice tan 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 tan.
Tan 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 tan. Che bel camperino, guarda che camper Amy, wow, se lo guardi all'altra parte anche le linee rosse rifatte, sì 2 su 3, però vabbè, insomma sto facendo a rate. Oh, non per dire, ma dalla finestra di casa mia si vede il mare, bello, che la GoPro non so se ci consente di vedere, però si vede, io lo vedo almeno i riflessi del lampione sul mare, dovresti vederli. Forse si può alzare ancora di più la luminosità aumentando l'ISO, aspetta che proviamo. Allora, si può fare di più senza essere eroi eccetera eccetera, perché l'ISO adesso è a 6000, no 3002, però poteva arrivare a 6004. Vediamo? Adesso aspetta, bisogna anche aprirla la finestra. Vediamo, si vede di più, è più luminoso. Proviamo anche a 6004 già che ci siamo, sì dai. Così è 6004, si dovrebbe vedere più disturbato fuori, però senz'altro più chiaro. Apri finestra. Riflesso. Guarda in giro. Vabbè, domani vediamo. Questo è il 6004, il più alto che c'è con la luminosità più 2. Quindi questo è il massimo in assoluto di luminosità col buio che può fare la GoPro. Ecco, qui è il top del top topper, il topo, però inquadra un po' più alto.